Il voto di ieri è un voto storico per questa regione. Dopo 20 anni abbiamo finalmente una riforma della sanità che guarda alla salute dei cittadini, guarda lontano, riformula quella che è la domanda ma anche l'offerta e i bisogni dei cittadini per quanto riguarda la sanità, ed è una sanità che dura nel tempo. Noi rendiamo efficienti i servizi, non li tagliamo, chiediamo agli ospedali di specializzarsi, evitiamo gli sprechi, ma soprattutto spendiamo meglio i soldi dei cittadini. Non abbiamo fatto tagli alla sanità, anzi facciamo un'allocazione diversa delle stesse risorse, perché ci siamo resi conto che abbiamo bisogni che vengono dal territorio e a cui l'ospedale non risponde più. Ma abbiamo anche preso una decisione importante. Noi non chiudiamo nessuno dei presidi ospedalieri di questa regione, ma chiediamo ad alcuni di questi presidi di riconvertirsi profondamente e agli altri di mettersi insieme in sinergia. A me fa piacere anche come Presidente di questa regione che non solo abbia tenuto la maggioranza bene, ma che questa riforma abbia convinto anche esponenti dell'opposizione, perché credo che la salute non abbia colore politico.